Now c'è Luz, passai in no cielo e cagaia giusto in capo a Salvatore. Now c'è Luz, volava in cielo e vai a andare presso, ma povera c'è Luz, teneva paura del vapore da solfatare, o vapore da solfatare. Sapeva che in mezzo a chi il vapore poteva morire. Cercavo di scansarli, di evitarli, ma in mezzo ci finì. Facette una virata e poi spaventa, o culo s'allentò e facette una cacatiella bella bella. Ovviamente spostai a chi le carette proprio in capo a Salvatore. O prima mascolo la famiglia ruotolò, era bella ma scette un po' scema. O chiamarono a Salvatore perché tutti aveva salvato. Ma chi non salvai a nessuno, la prima femmina chiamarono Anna, perché aveva annunciare la grazia, la seconda scegliettero numero Lucetta, perché è nato giorno l'ammaculata. Che mala sorte avete questa famiglia, che aveva fatto schifare di sé la fortuna. E la fortuna faceva fatica, faceva proprio fatica ad entrare in quella casa di povera gente. Una cosa era niente, cresciuta come una cosa niente. Buongiorno. Anna.
Vedi che devi finire per le 2:30. Come no? E poi c'è stata un'inversione di scene, si registra prima la 43 e poi quella da programma che è la 12. 12. Però sono poche battute. Come va qua? La difficoltà ce la fai? No, ma io il vecchio metodo lo conosco. Pochi pazienza, Anna, quello Migliaccio ha imposto questa cosa della scrittura a mano, come si dice, o così o come. Non c'è problema, io ho imparato da Ciro. Posso fare. Senti, vai in pausa prima, così ti anticipi. Va bene, anzi no, guarda, mangio un po' di frutta, così faccio prima. Vabbè, fai come vuoi tu, Anna, basta che però non mi vai straordinario il primo giorno. No, non va. Non sta cortesia. Senti, questo è il tuo contratto. Congratulazioni. Grazie. Esatto, così. Così va bene. Allora, come stiamo? Anna, va bene, sei brava. I tuoi caratteri sono molto più leggibili di quelli di Ciro, che poi pasticciava. No, Ciro è bravo. Sì, un po' insolente. Allora io ho ricopiato tutto, ho differenziato le battute dai cambi di camera, che sono questi. Faccio parlare Ada in blu, il suo personaggio in nero, poi baci, abbracci, pause prolungate, sottolineate. È che è questione che ognuno c'è il suo. Inizio registrazione, tutti in posizione. Tutto bene allora? Siamo pronti? Pronti. Noi siamo, basta che c'è qualcuno che mi asciuga il sudore. Noi siamo pronti. Già fatto, c'è una persona per lei. Bene, buon lavoro. Microfono possibilmente, attenzione. Bravo Anna. Allora. Partito il motore? Chuck. Azione! Io volevo solo vederti, la prima cosa bella dopo un anno intero. È la sola ragione che mi tiene in vita. Ecco perché sono qui. E il tuo sogno? Dov'è il tuo sogno? Il sogno di fare i milioni prima dei 40 anni? Dov'è finito questo sogno? Che cos'è che vuoi da me? Vedete, a volte uno come me fa le cose non perché le voglio fare, ma perché c'è sempre qualcun altro che vuole che io le faccia. Tu che cosa vuoi che faccia? Troppo tempo hai sprecato, troppo tempo a non far nulla per dar vita a questo tuo desiderio. Se tu non realizzassi questo tuo sogno, poi mi sentirei in colpa. No, è colpa mia, è colpa mia. Ah, ora la sincerità. Devi pagare il caffè a tutti stasera. Lo sapete perché abbiamo sbagliato? Perché stamattina non ho salutato la amante. Dai, su, dai, concentrazione, eh. Bene. Pronti? Buona suerte. Ehi Anna, Ciro, buonasera. come va? Tutto a posto? Com'è andata oggi? Non c'è male, un po' faticoso all'inizio. Diciamo così, all'inizio ci vuole sempre un po' di rodaggio. Ma la loro infamità non cambierà mai. Ciro, no, scusami, io non c'entro niente, eh. Ma come? Dopo tutto l'aiuto che ti ho dato? Ma che t'ho fatto? Anna, chi te l'ha insegnato il mestiere? Sono stato io, no? Sì, tu, ma io te ne sono riconoscente. Ah, me ne sei riconoscente? Guarda a casa, a me mi calciano e tu eri già lì pronto. E fino a mo' sei stata zitta e muta. Capisci a me, Anna? Solo un'infame si può comportare così. Ti sei rubato il mio posto. O posto mio ti sei rubato. Ah, ma parla, Anna? Dopo tutto quello che ti ho fatto, Anna?
Gigi. Oh. Pilone, pilone! Deve morire. Basta. Oh, che bu. Di senza cicatrici. Era pure in un grande attore. Hai capito? Metti a posto di cose. Cose lo pane, mettila a posto. Ma c'hai, sa? Questa cosa lo pane. Metti a posto sto coso. Ma tu stai fermo, no? Non ne ha toccare roba quando mai. Che c'è? Lei vai qua. La lo attaccati. Ucciso. E allora? Magari non si chiude a faticare. Stai così scombinato. Sì, poi mi sistema. Papà? Sta un po' tondolo. Che rotondo. Chi non le piace sta un po' tondolo. Fa do. Anna, ma com'è che non esce ancora iscritto il tuo nome? Papà, aspetta 2 settimane. Poi ti avverto io quando ci sarà il nostro cognome scritto in televisione. Hai visto, non si dice? Che ti avevo detto? Tu non capisci niente. Gesù. Senti, che fai? Rimane a mangiare con noi, su? Vita? No, non rimane. Gesù, io ho già fatto una peperonata, quel biondo. Te li metto qua. Sono meno della metà. Dai pure i discorsi che ti ci ho fatto l'altro giorno. Sono gli ultimi. Ma io oggi bisogna più soldi. Tienere, Che? secondo me. Io l'ho letto, non ci capito niente. Si sembra caga sotto. Anna, alla riunione di condominio ci devi andare tu. È chiaro che ci vaga. Ma rompo cazzo ma ci vaga. Vici te. E pulisciti la vita. Scusa, papà. Guarda, Nare, guarda che ti faccio vedere. Ah, quando è bello. Guarda, questo è il capannone per il lavoro. Questa è la donnina che sei tu e questo è il borsellino per il guadagno onesto. Ma che ti dici a capo? Tu che terrenare, mamma? Tu non capisci niente, non tiene cuore. Alle anime del purgatorio bisogna avere rispetto. A una grazia ricevuta bisogna avere riconoscenza e non pensare sempre ai soldi. Anna, Sì. Anna, vieni a capo, vieni. Che c'è? Guarda, bisogna cambiare questo vetro. È venuto Mariuccia a pazzia e l'ha scassato. Dato sorte. Vabbè, ci pensi. Guarda come hanno pulito bene qua, Era parecchio tempo che non lo facevano, ma è bello, che uno si affaccia e vede tutto pulito. Come no? Fa freddo però. Fa freddo? Sì. E rientriamo dentro. Chiudi. Si sembra una bella voglia. Grazie, papà. Era una creatura semplice, teneva una bella bocca, la capa più bella ancora, una capa sciacqua. Non faceva sforzi e sarà così, quello che pensava l'aveva fa, saliva in coppa all'alberi e sapeva correre si scuoglie. San Gennaio, come tu, la giornata si è schiarata. A un certo punto ho avuto bisogno di cambiare tutto, come vi capisco.
Anch'io ho fatto pulizia a casa mia. Vacanza sua in deposito, indecenza. Incontrarti è stata una fortuna per me. Membro come me. Passerà qui tu. Per quanto tu spingi. San Genna, aiutami tu. La giornata si è schierata. A Ciro non le hanno rinnovato il contratto e basta. Ma perché? E perché? Lo conosci Ciro? La mia impressione è che non piacessero le piazzate che faceva. Non lo so, Rosa, è troppa responsabilità per me. Ma che dici? Anna, il reparto è in mano a te, perché hanno capito che sei brava e basta. Anna, lo vuoi questo lavoro, sì o no? No, sì, lo voglio. Oh, meno male. Però mi devi coprire tutte le produzioni. Va bene. Va bene? Grazie. Ecco, ce l'ho. Grazie. Insomma, mi serve proprio sto favore. Ma a me che me ne viene? Voglio dire, gli faccio un piacere a te. Ma tu fai un bello piacere a me, eh? Sono venuta per disperazione. Ma che te credi? Ne piacere? La tieni solo tu. Mi tengono una fila firma qua fuori. Io volevo soltanto vedere se stavi in combutta con quel cornuto di tuo marito. Invece no. Sei stata sincera. Ma non mi posso fidare della moglie di uno che si è messa a fare il cassiere per gli altri. Una volta sola ha fatto cassiere. Per Pomarolo. Pomarolo. Niente. Ramona, lo so, ho sbagliato. Voglio aiutato io a trovare i soldi contanti. Ne so qualcosa. Non è che stai muccando poco troppo in fessaria, né, Anare? Comunque va bene. A fine mese un giardino può venire. Grazie. Ma va a te, che tengo a fare? Anna lo stronzo. Ah, Carolina? tu qua stai? E da quando, Salvatore? Che ci fai tu qua? Hai già saputo che mi stavi cercando? E che cazzo, moglie, mi potevo dire che stivo qua? Ma mai sto qua momentaneamente, capito? C'ha GT e non dicono niente. Ah, vabbè. Che mannezza. Ti devo parlare. Mamma e papà. Non ce la faccio, tengo la fatica, tengo le creature. Con Lucia è in giro, tanta volte, capito? Sì, lo so. Ma questi stanno bene? Sono fatti vecchi. Già. E Gigino? Bene. Va bene? Sì. Questo padrone non si può stare, capito? La fatica assai. Allora che sempre la stessa, è giusta, non regalo non lo fanno. Poi mangia sta pure accorto. Sì, vabbè, Salvatore, sta situazione con mamma e papà sta da risolvere perché non ce la faccio più. Pigliatevi voi. Tu e Concetta. Ah, chi? È bella. Ma io non ero un marito che è funzionario da mobile, non hai capito? Andare un provazzo a me. Chi più tiene, più deve mettere. Che stai a famiglia, o no? Ehi, già ci è venuto, mo sta a mano a te. A te, noi è stata di 5 minuti e che mi sei... Anzi, non provocazzi. Che non ha sta vicenza, ma pure io. Sincero, lei che faccio pausa mo, che sta sorma. Mangia su poche schifezze, sanno. Che a noi... E che è? E che se un po' che mi messo non facciamo di... Io non è più buono. Io mando sto cato stomaco, che tengo una malattia che mi nemmeno che mi sono ridotto, che ci mangia tutto olio crudo. L'abitudine alimentare così hai tu vero. Io porto metto, cari, mangiassimo tutto peperoncino, uoglio, zoglio, munnezza. È buono. Ma tu mo sei fissa alla televisione? Sì. E come vai a sapere? Manco 10 giorni fa è successo. È una bella cosa, eh? Sì, è bellissimo, io non ci tengo su. Mamma. Ah. Mamma mi ha detto. Che mi ha telefonato, ha detto, su fatto la stagione,
che io ho ricevuto una grazia, allora mi ha chiesto un buon negozio per accattare una cosa. Vabbè. Sì, mi ho dato fatte la crisima di Mariucci, i bombonieri. Ah, certo. Mi donano, mi hanno una cosa tutta. E stiamo zittando, stai a fare? Con me, no? Ruotolo va in pausa prima. E che si piace fare, eh? No. Annere, che stai dicendo, Parenti affini, sempre la stessa cosa. Solo guai e sempre cavanito. No. Te ne cacci, vedi che te ne cacci. No, andate, a fine dice- mese fa venire a Gigi. E cosa niente? Non mi pigliate Ma non con amici! Amici! O prima macula, la famiglia ruotola, era bella ma scette un po' scema, o chiamare a Salvatore, perché tutti aveva salvato. Io la soddisfazione con che gli esami me la prendo. O telefonina, veste, nada veste all'amore. E accatto, non accatto. Sì, ma io che dico a figlio. Che le mamme ti amate pure scemi. Perché ti non mi faccio fare i soldi con i miei scaglioni. Ma io spizzi volevo. E sai che faccio? Ci dico a tutte le ragazze belle, lunghe e pinti. Ma io sapete che nei soldi la papalità. E così. A me mi dispiace, Fernando, ma che lo signore ha speso con i poi tutto quanto. E se ce ne danno, ce lo sordo. Ma non può credere che non dà la colpa. Ma io sapete che nei soldi la papalità. Ma non può credere che non dà la colpa. Che la chiacchiera di sangue. Perché a che non mi faccio fare i soldi con i miei scaglioni. Che avete fatto? È tardissimo. Ma capirai. Come va? Sono arrivati di là. No, ciao. Ehi, goppo piatto. Me lo metto un po'. Vabbè. No, non si scende. No. No. Ah, tu stai pure? Tu sono frittata, aspetta.
Scaglione. Ma senza il tuo cuore. Ah boh, si è rotto. Senti, sono stata da Don Vincenzo. Gli ho chiesto lavoro per te. Sì, ha detto che va bene. Così non hai più scuse. Te ne puoi andare. Hai capito? C'è lui. Ad avere che parole, tutte quelle che non dice. C'è lui. C'è lui. Sempre pronto a farti male con un semplice ti amo, c'è lui. Hai capito? C'è lui. Hai capito? Hai sentito? È una buona cosa. C'è lui. C'è lui. C'è lui. Sono giù. Datemi i piatti. A me chi mi aiuta? Chi mi dà la forza e gli annanzo? Avanti, vieni. Siamo quasi arrivate. Qui c'è un piccione morto, ma non avere paura. Ma che schifo. Sì, ti fa schifo, ma non ti fa niente proprio perché è morto. Hai visto lì? La prova facciamo sotto all'acqua. Non mi metta fretta, piuttosto mi aiuti e mi dia una mano, su. Piano piano. A me passa presto, sbrigati. Lì. Lo ti aggancio e poi ti faccio volare. Lì. Stai fermo qua, non ti muovere, Carnetta, prendi. E adesso su ripassiamo. Prima in ginocchio, basa soglie le marme e lascia tortoro. Ma perché mi fai questi scherzi? Invece di aver paura fai la faccia tosta? Ma che paura, io non mi metto paura. Ecco, brava, e allora su ripassiamo, ripetiamo. È vero che mi ha scordata la spada, allora prima che la spada taglia il nastro. Secondo, libera tortoro. E terzo, riga. L'ala ha mio protetto il messaggio del Padre Dio nostro. Salve Regina, vieni in nostro soccorso. E 4, vaso per terra. Brava. Allora, ricordati le parole. E mi raccomando, controllate tutto. Va bene, va bene. Le ali perdono tutte le piume. E vabbè, così è più magico. Sì, vabbè, perché è troppo antico. L'anno prossimo e facciamo un nuovo. Sì, va bene. Vola, Anna, vola! Guarda su che c'è Gesù! Su, guarda su! Vola! Vola, Anna, vola!
Non so che contare, troppo le filate se non so è un vapore. Si che sta, io vedo grano, che ha saputo hai amore. Io non so chi sei, ma sento tanto dei bacini miei. Però ti voglio bene, Ma che bene, però ti voglio bene, ma che bene, però ti voglio bene, ma che bene. bene da noi. La musica è pura. La storia è terminata, terminerà. Mamma! E Candy, non ti fatica. Se tu corri. Vieni mamma, t'aiuto. Madonna, che fredda. Buongiorno a tutti. Fiori. Mamma. E quando mi dai i fiori? Ecco. Uno. Fammi a pigliare se Giulilla d'Agostino, va? Se Giulilla. E fammi presto. Grazie, Stia, grazie assai. Adesso è l'ora della nostra morte, amen. Allora, Mamma. brava. Ecco. Felici, hai visto? Hai visto chi l'ha portata? Anna Rera. Che lei è venuta qua per ti ringraziare. La preghiera. Io ti ringrazio per l'aiuto che ci hai dato. A me, a mia mamma e alla mia famiglia. No, grazie. Tu devi dire grazie per il lavoro alla televisione. Grazie per il lavoro, il contratto contro tutti. Mua. Sì. Oh, Felice è contenta. Ecco qua. Poi. Tanto bene, tanto bene, tanto bene. Bene da morire. Il minimo che posso fare è ascoltarti. Sciogliti. Non te sciocco. Dimmelo a chiare parole, io non ti amo più. Dimmelo.
Quando andrò a vivere lontano da qui, vivrò con i miei ricordi. Penserò sempre a questo momento. Io ti amo. Ma non credevo di poterti amare così. Ma ti amo così. To? Grazie. Anna, grazie. Sei un'ispirazione, veramente. Non solo sei bella, ma sei brava e sei attenta. Grazie mille. Molto gentile. È lei che è bravissimo, mi ha commosso. Perché mi dai del lei? Vediamoci del tu. Anzi, dovremmo andare a festeggiare, dovremmo andare a prendere 2 ministeriali da Caturchio. Scaturchio. 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 Come si dice? Va bene. Grazie mille, molto gentile, ma non è cosa. No, insisto. Ti faccio riaccompagnare io. Con la macchina. Carissimo, facciamo in modo che Carlo non abbia altri compagni dopo le 7 oltre me. Certamente. Va bene per te? Beh, che c'è? Non arrossire. Non ti vergognare dei colleghi, non c'è niente di male ad accettare un invito in pieno giorno. Pronti? Sì, pronti. Anche per noi. Michele? Dammi questa, fammi fare. Fu. E mo basta, che cazzo! Nessuno mi ha raccomandata. Tiene un brutto carattere. Per questo non ti hanno rinnovato il contratto. Tutti i registi si sono lamentati. L'ultimo poi non ti sopportava proprio. Gli stocchini ripeti. E Pippa va ci ha faticato. E che hai fatto? Che hai fatto? Mi sono illuso. Mi sono illuso che i soldi dei vinciti poteva pagare gli interessi. E mentre loro controllavano il sistema, continuava a giocare con mano strunza. Andare sottraso di indano volte, ci indano buco nero. E non sa ci si riesce a manascire. Dice che rimane va meglio, sti bastardi. E intanto io che film cambiare, io che film cambiare, io che film cambiare. Non sa più a chiedere aiuto. Volesse fare tutto presto. Io so proprio non me niente. Uè, una cosa. Non dicere più sta parola. E niente. E cacciretti male, lo dico tutti io. E la bimba. Zitta, voto spiega. Senti come stai capendo, Annare? Non li voglio più i soldi tuoi. Irit? Non li voglio più. Sicca? Noi siamo mangiati, che i soldi dei fuochi d'artificio, non mi piace più. Non sapevamo il fuoco d'artificio tuoi. Non ci trovate una fatica vera. Ci si chiude. Poteva fare i cazzi tuoi, capito? Andiamo a cacciare la pavolo sacca. E quando coraggio, Però l'altro ieri ti sei fatto paliare e stavi fermo e muto, Mentre le sputazzate ti lavavano la faccia. Non ci ho vista. Perché stavi zitta? Perché stavi zitta e muta? Da che cavolo su te? Perino. Tu tieni paura, A giro. Lo saggio che ma povero è morto.
Ti amo. Non credevo di poter amare così. Ti amo anch'io così. Ho un senso Ho un senso d'angoscia. Dimmelo guardando negli occhi che non mi più. Solo questo devi avere il coraggio di dirlo. Non ti amo più. Ma non sei solo bella, sei attenta, brava. Cosa accadrebbe se tu accettassi i miei sguardi, senza paura del peccato? L'eterno dolore. Dimmelo chiaro. Dimmelo a chiare parole. Io non ti amo più. Per me si va nella città dolente. Per me si va nella Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va nella natura gente. Ed io che vedo la testa cinta, non meriti né biasmo né lodo. Né biasmo né lodo. Stai facendo il comanello con Cicci, eh? E già tu con lui stai insieme. Ti ha raccomandato. Ma Ciro, che dici? Che dico? I bisti qua, i cambiati. Su quelli là che hai filmato a tuo marito per i soldi che mi ha prestato. Guardami in da lui. Anna, guardami in da lui. Chi sono disperato, mi mette a paura. Anna, non tengo più una lira. Non tengo una casa. Sto dormendo a casa e i figli mi assumono. Anna Re, mi vieni a aiutare. Mi mette a paura. No, tu non meriti né biasimo né lode. Invece le tue parole mi sono sembrate minacciose. Oppure parli un'altra lingua. Ti sbagli, è proprio un attimo, basta un attimo per essere francese. Io ti guardo in faccia e capisco subito quello che pensi. Quindi risparmiami le tue parole. Stop! Anna, Eccoci. è andato tutto bene? Sì. Forse domani potremmo vedere di evitare di sottolineare le battute, che ne dici? Allora, facciamo così. Se lei si sente più tranquillo, noi potremmo usare la 78 come prova. Sperimentiamo il sistema. Se le piace, continuiamo così. Dici? Sì. Poi sai, è molto personale, perché ogni atto... Beh, Buongiorno. allora andiamo a prendere un aperitivo. Caffè. Veramente, io stavo parlando... Sì, ti ho visto, sei bravo, eh? Ti dispiace un attimo, ci mettiamo d'accordo su una cosa che hanno. Signor Migliotti, Anche lui usa cartelli. stava chiedendo... Allora, andiamo. Anna, io devo parlarti. Veramente per me è stato un dono incontrarti. Però io non accetto le continue interruzioni di questo sistema. Mi fa star male, sono scoraggiato. E tu devi stare più vicino a me, più di quanto sei con gli altri. Hai capito? È un brutto momento. Passerà. Guarda, che cosa abbiamo? Il mare, il sole. Napoli. Napoli, la sua imprevedibilità. Ci fa sentire vivi, noi dobbiamo solo cogliere senza perdere l'equilibrio. No, io non lo voglio l'equilibrio. Io ci sto sempre in equilibrio. Non lo voglio più l'equilibrio. Basta. Carlo, può cambiare canzone, per favore? Mi piace. Quel tetto c'è. Carlo, mi può lasciare dove le viene più comodo, non è necessario. Mi accompagnate fino a sotto casa, preferisco. Grazie del passaggio. Grazie.
Anch'io credevo che il mare era grandioso e bello. Però tutto è cominciato quando non riuscivo più a stare là in mezzo. Come se anche l'acqua mi schifasse. Facevi paura. Non hai scelto tu di avere a casa un mezzo mare. Mi Dio. Il mare per me è come un buio che c'è pure col sole. E sta presente sempre che l'ho scornacchiato. Mamma. Che tieni? No, è vero. Io vedo il buio pure col giorno. Suo padre allora bruciò la piantagione e con la piglia e la chitarra in mano Rigoletto fece una canzone. Stop! Signori, per cortesia tornate ai vostri posti, non è pausa. Ecco, vedi, è proprio quel sorriso che vorrei posto. Ma non puoi sorridere così. Va bene, forse ho esagerato, rifacciamo. Rifai. Va bene, hai ragione. Dallo ho stesso esagerato punto, un per po'. favore. Michele? È permesso? Anna, lasciami, Anna. Ciro. Stai scendendo con Migliacci? Ma che vai dicendo? Ha insistito per darmi un passaggio a casa che ci ha fatto tardi. Tutto alla luce del sole. Posso parlare sinceramente? Anna, tu non stai buono. Tu in questo periodo non stai per niente bene. E diventi debole. Come a tutte le femmine come te. E cadete in trappola. E Migliacci è la trappola. Ma quale trappola? Figurati se voglio essere la sua amante. Amante lo stai dicendo tu. E secondo me due persone diventano amanti non certo per amore, ma per qualcosa d'altro. Credimi, andare. Un giorno capirai e mi darai ragione. E vabbè, mannaggia, vada turca. Sono sensibile alle attenzioni e alla stima che mi dimostra, vabbè? Anare, apri gli occhi. Fa attenzione. E non ti ho detto ancora niente. Scusami. Era mio marito e il mio amico Ciro. E che mi mettono in mezzo, Capirai, per un passaggio. Non si può essere gelosi per un passaggio. Anna. Che c'è? Ma che dicono di me in studio? Che dicono? Che sei bello. Che sei bravo. Signor Migliaccio, le ricordo. Ah, sì, certo, grazie. Tieni. Guarda, c'è.
Grazie. È una... Compilation. Sì, è bellissimo, grazie. Ma ci siamo, Sisi? Ma Sisi, che tu mi hai rotto la cazzo? Trasitama! Oh, trasitama! Chi tre ormoni! Amo detta in da cazzo! Mi hai rotto la cazzo! Credo di saperne molto di più sull'amore adesso perché ho visto i tuoi occhi. Eccoci. Eccoci qua. Oh. Poi, non potresti amarmi? Punto interrogativo? Punto interrogativo. Punto interrogativo. Blu? Blu. Lei? Non so. Arrivo. Perché non ci prendiamo un giorno per noi? Giovedì. Mi hai fatto festa Natale? Ma senza il tuo... Che sono sti soldi sul mio conto? Che sono? Non è né il toto nero né la partita dei fuochi d'artificio. Che cos'è? Tu il conto mio non lo devi più toccare. Non lo devi più toccare, hai capito? Mi metti nei guai un'altra volta, ci siamo spiegati. Che ci facevi ieri, via Palmieri? Allora, A via Palmieri, ieri. T'ho visto. io Con gli non sono uscito, ma ve ne fai? Non sono uscito con te. Ma si scemo. Sì, scema una volta. Chi te crede più a te? Scendo. Non mi mettere la famiglia in mezzo alla strada, hai capito? È successo una volta e va bene. 2 volte e va bene, ma non basta, hai capito? Non mi mettere la famiglia in mezzo alla strada. Fammi vedere. Fammi vedere, che cazzo sei? Sta qua. Insieme quando No. dice che Che sta succedendo? Aspetta, mamma, state io non faccio niente di male. Non è un bisogno per stare solo. Io presto i soldi ai ragazzi, sai? Presto i soldi a chi me li chiede per aiutare la povera gente. E non sono nemmeno i miei. E non lavoro, è una Senti. Quelli qua sotto dicono che li hai rovinati. Non ti preoccupare, Senti. ti dice un sacco di schifezze. Io tengo paura. No, papà, sono loro che Senti. vogliono a chi mi trovano aiutati, capito? Sono loro che hanno restituiscono i soldi. Senti. Senti. Sta arrivando Minurdina. Tommy.
Bene, amore. È una parola che non sento quasi più. Che nessuno mi dice. Ti voglio. Dimmelo. Chiudo gli occhi e sento solo la tua voce. Sono stancata. Stancata. Ancora lontano. Scusami. Scusa. Non ti preoccupare, scordatelo. Basta che ti stai zitto. Scusami. Povere rose, che spreco. Rose, ma queste non sono rose. Questo è un tappeto profumato per i tuoi passi. Anna, vieni. Anna, io fra una settimana qui ho finito. Me ne vado. Vieni a lavorare con me. Un attimo! Io vorrei. Anna, io provo ad essere sincero, faccio quello che posso per non commettere errori. Ho tanti problemi. Tu dovresti vedermi quando non sono con te. Ma come sei? Peggio. C'è sempre qualcuno che mi fa fare qualcosa che non posso o che non voglio fare. Allora che fai? Verrai? Non lo so. Non dire più, sono un me niente o è una cosa e niente. Hai capito? Non dico più, Anare, non lo dirò più. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte a casa mia e pure a casa tua, ovvero come nella commedia di Edoardo. Non tenevamo da mangiare, cose niente.
aspettando che cosa si ricetta sempre, o no? Aspetta il posto che non viene. E ja, manare è cose niente. Chiagna è cose niente. Mi faccio 4 anni di riformatori. E vabbè, è cose niente. Tanto è una creatura che te la fa. Niente. Poi chi è carcerato può frate, o no? Forza di dirlo, sono diventata anch'io una cosa di niente. E me ne sono convinta, hai capito, Ciro? Ah, buona, hai capito. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Oh, sei capito, andiamo annanzi. Andiamo annanzi. Ciro, ti posso fare un prestito? Oi. Sì. Ma può. Non ce li ho ancora, ma dopodomani. Oh, Andare, non sai come mi fai con te. Ci vediamo al solito posto. Andiamo. Questa strada passa sopra le catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso, no? Oi. Quando ci passo mi vengono certi pensieri. Cioè, io sto uscendo pazza veramente. Vuoi sfottere? Che c'è? Mi sento la febbre. Tieni un marmellato. E vuoi il caffè? Sì, grazie. Sì. Per la famiglia, eh? E tu? Ehi! Come chiuso sei tu? Come chiuso? No, Cinzia, vado prima io. No, ma Cinzia! Fate presto che mi devo fare ancora i capelli. Si vede tutto quanto qua. La famiglia felice. E poi? Si vede che non fai più parte di questa famiglia. Te ne devi andare da questa casa. Mi devi dare le chiavi. Questa è la casa della mia stronza. Pure gli stiumi. Agnati noi. Allora ti chiudo fuori. Sì. Escasse tutte le mascature tra se stesse. E vivo, pure che sono. Ehi, hai capito quando Fai va? schifo. Hai capito quando ti va? Guarda, mo, sto parlando, hai capito o no? Oh! Tu capisci, no? Allora prima mi capisci! Mi capisci? Tutto qua! Basta, stai tranquillo! Sei una stronza da cita. Artù, ne vado a uscire. Basta che fa un presso. Non vengo! Andiamo bello, vieni. T'aspetto. T'aspetto, sì. Prima dovevi passare a Nunzia a pigliare la colla e poi a Rocco un negozio per le cornicette. A volte uno come me fa le cose non perché le voglia fare, ma perché c'è qualcun altro che si aspetta che le faccia. Cosa vuoi che faccia? Mi senti? Te l'avevo detto. Ma no. Tu passi tutto il tempo a pensare a come fare.
Passi tutto il tuo tempo e sei lei in colpa. Mica è proibito sognare, passi tutto il tuo tempo a pensare come fare. E te l'avevo detto. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Povero Ciro. Niente a nessuno. È bene. C'è. Era colpa sua. Ma tu! Si va! C'è altre 5 da. Altre 5. L'alto, orta la mano. Guarda. Sulle coste messicane, la figlia di un famoso cantatore, invece di cantare le banane, cantava caro nome del mio cuore.
Maringa banana. Buongiorno. Buongiorno. Cercavo tuo padre. Immagino che tu sia... Sì, sono sua figlia Assunta. È un giorno che è sparito. Ah, mi dispiace. Ma voi chi siete? Io sono Anna Scaglione, Anna Ruotolo. Siete amica di un certo Melillo? O date che vi chiamate Scaglione di un certo Gigi Scaglione? Gigi Scaglione è mio marito. Ah, è meglio che veniate. A noi i soldi non ci servono. Pigliate a via posto. Forza. E non fate finta di non capire. Ma che devo capire? Che appartenete alla stessa razza. Ma di quale me. razza? Non mi fermate annanzi a niente per i soldi, che è la differenza? A noi i soldi ci bastano giusto giusto. A voi non vi bastano mai. Sì, ma chi cazzo ti capisce a te? Se vedi a tuo padre gli dici che sono passata e mi fa chiamare, se no glielo vuoi dire sono fatte le tue. E poi te la vende, va a fanculo. Aspettate, signor. Signor. Signor, voglio bene. Tra siete un momento. Papà si è venduto tutto. Pure le cose mie. Vostro marito gli prestava i soldi da amico. E da amico ci ha portato via tutto. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, eterno dolore. O denaro non può generare denaro, ricetta un filosofo. Nato filosofo rit, solo dal lavoro umano, dal suo intelletto può nascere la ricchezza, mentre chi l'ha prodotta da denaro è una ricchezza dannosa. Anna sente, pure figlia sente, ma ci sta chi non vuol sentire. L'infame Gigi è un usuraio che sfrutta la povera gente, non sa che era vergogna e se ne fotte e tutti indistintamente. Anna decise di non scegliere, non teneva abbastanza coraggio e sa non voleva avere. Esce sole, esce come una giornata marcia iniziata, con sole e perduta, con curioso temporale. Esce sole, io sole, non voleva ritornare. Esce sole, esce come una giornata marcia iniziata, con sole e perduta, con curioso temporale. Esce sole, io sole, non voleva ritornare. Anna divenne negletta nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima. Così diceva nato filosofo. La conoscete Napoli, è quella che è. A Napoli ci stanno un sacco di pensatori e di filosofi. Madre, non vi preoccupare. La piccerella ha fatto quello che ha fatto. Si è fatta la collana sua con le collane rubate. A rischio di mettere in pericolo tutta la famiglia. Ma noi qui un'altra possibilità gliela possiamo dare. E ancora in tempo. Il cane ci voglio stare, capite? Ma Io non posso pensare solo a te. il giudice ha indicato la struttura. Ha stabilito la frequenza dei colloqui. Voi non sapete che ci ha fatto passare. Il reato è quello che è e non ci sa nessuno. Madre, io devo pensare a tutta la famiglia.
qui è nel posto giusto e non guasterà neanche il carattere, anzi, com'è bello. Annanella rimarrà qua dentro. No, no. Aspetta, Anna, aspetta, adesso vengo. Anna, aspetta. Oh, mannaggia. Anna, vieni qua. Anna, vieni qua. Anna. Papà! Vieni con me, vieni. Mamma! Calma. Anna! Oh, Anna. Che c'è? Ma come stai? No, sto bene. Ho avuto un capogiro, Rosa. Un capogiro, un po' di fatica. Ma sicuro? Ma sì. Non è che mi fai passare un guaio? Ma che guaio? No. Vabbè, dai, Anna, su che la giornata è finita, dai, ti aiuto io. Grazie. Ma che hai scritto là? Non si capisce. Buonasera. Buonasera. Vuole? Sempre gentile, Michele. Ci vediamo domani? Arrivederci a domani. Che non vediamo un paio di giorni insieme a fare un viaggio. Aggia, denuncia Luigi Scaglione, marito, per cui interessa. Vabbè, per usura. Va bene. Fa schifo. E se qualcuno trasiva qua dentro e accireva me e i figli tuoi, eh? Tu lo sapevi? Io non lo sapevo. No, tu lo sapevi. Io non lo sapevo. Io non lo sapevo. Io non lo sapevo. Stronzo, lo sapevi! Lo sapevi! Va! L'hanno sentito! Ma ci cazzo cazzo, va, chiudo cesso! Va! Secondo me. No. Mamma, non è niente! Non è niente! Artù, ti prego. Artù, andatevene a dormire, me lo tengo io, Artù. Andiamo, Cizio. Stai qua, tranquillo. Chi c'è? Giù. Colpo? Cosa no? Calmo. La verità è che tu non dire parole con me. Di colpo Scaglione è diventato filosofo. Fai scemo, non mi sfottro. Tu non lo luccare. Ma chi sta a luccare? Con l'usura. Tu intossichi anche i miei figli. Hai capito? Stanno già pagando per questo. Anna, non può capire che se stai zitto non succede niente. Se no le cose si fanno malamente. Credimi. Io ho dovuto farlo. Per i bambini, per te, per Arturo. Sta zitta. Non t'ho mai visto una volta a scuola d'Arturo. Ma tutti insieme ti sei accorto di avere un figlio. Sta zitta, Arturo è un invalido, può capire? Non dire invalido. È un invalido. Tutte cose che ci ha fatto Arturo, non ti ricordi? No? Non ti ricordi che ti là? Pensa alle cose che hai fatto tu, cose che hai fatto tuo figlio. La verità non la vuoi sapere, La verità non la vuoi sapere. Ah, sì? Non la vuoi sapere la verità. È assurdo per colpa tua perché mi chiama Che è sta verità? È assurdo per colpa tua. Che è sta verità? È assurdo Che è sta verità? È assurdo per colpa tua perché mi chiama Fallo. Sta leva in mano. Che fece? È su. Ignora! Ma quale ignora? Ignora! Non si è mai sentito! Sta strunzata! È surdo! Si pigliava pillola perché non te ne fatti! Strunza! È per cui, è assurdo perché non devo fare. Ma che bello! Oh, ma scazzo! Salì! So,
Sa che siamo. Top! Bene, allora ci vediamo lunedì alle 18 per la notturna. Buona, pure la mia. Bene, questo è il nuovo ordine del giorno. Aspetta, ti lungo una mano. Mamma mia, come stai agitata. Savira. Ma come stai bella, però? Aspetta, ti devo fare un ultimo ritocco. Sì. Aspetta. Non fare troppo però, eh? Fai un vedo non vedo, come fai tu? Non ti preoccupare, sarai solo più bella, ma con classe, garantito. Con classe. Aspetta, che devi fare un figurone. Anna, che il modo dove sviene? Speravo. Ci vuoi stare? Io te do grano che a saputo hai amore. Io non ti conosco. Sono Armando Giuliano. Io non so chi sei. Ora lo sai, o no? Ma sei un toccasana per i bacilli miei. Però ti voglio bene. Ma che bene. Però ti voglio bene. Sì, ma che bene. Però ti voglio bene. Bene, Gambino. Stanotte ti ho sognato. Adesso ti porto io in un posto da sogno, solo per me e te. Adesso ti prendo e ti porto in braccio come fossi la mia sposa. Anna, Anna. Aspetta. Chiudi gli occhi, chiudili. Chiudili fino a che non siamo davanti alla sorpresa. Chiudili. Fidati. Ho paura. No, no, non aprire, non imbrogliare, chiudi gli occhi. È buio. È buio.
Fidati. Allora io vedo che ti caghi su te, un me merda. Non ti ne parla, eh? Sono 3 ore che stai facendo lo struzzo. Buttala giù, buttala. E poi fai vedere che è caduta. Vieni a non me merda. Che fai? Allora, spara tu. Spara tu, a me merda. E riebba da separa. Dai. Scappa! Cazzo fa? Non vi capisco. Quella casa era diventata a causa sua un deposito di indecenza. Sì, perché io ho fatto pulizia in casa mia. Quella casa è il cambista, non so se un deposito. È colpa tua. Anna, io sono cosa niente. Dimmi una cosa niente. Sei una cosa niente. Anna, pure tu sei una cosa niente. Mica è proibito sognare. Te l'avevo detto, è colpa tua. Adesso hai capito che ti tuo marito. Hai capito che ti tuo marito. Hai capito che è tuo marito. Sina così niente. No. Anna, Te l'avevo così detto. niente. Adesso è colpa tua. Mo ti sei accorta che è tuo marito. Te l'abbiamo Lo detto. vedi che ti ritrovi a fianco. Mo vedi chi è tuo marito. Te l'abbiamo detto. Sì, in casa mia. Una casa che causa sua. Io sono una cosa niente, tu sei una cosa niente. No, Anna è una cosa niente.
Santina? Arturo? Cinzia? Santina? Accettando svariati episodi estorsivi finalizzati al recupero dei crediti. I due sono stati colti in flagrante mentre minacciavano di morte una persona, un testimone che invece tentava di collaborare con le forze dell'ordine. Scaglione inoltre è stato anche accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Ciro Amoroso. Il noto attore Michele Migliaccio era in città perché stava recitando in una serie televisiva, ma vari indizi hanno dimostrato il suo coinvolgimento non solo come vittima del clan Melillo, ma anche come parte attiva della pratica estorsiva. Giocatore incallito, era insospettabilmente molto indebitato, tanto che doveva all'organizzazione circa 1 milione di euro. Luigi Scaglione, di anni 48, invece sempre di Napoli, chiamato anche Gigi Umiliurdin, apparentemente titolare di un esercizio commerciale che rivendeva fuochi d'artificio, aveva rivestito il ruolo di cassiere e di picchiatore delle vittime che non riuscivano a pagare le rate. Riscuoteva per conto del clan Melillo le quote, le tasse, le cambiali, i debiti e i crediti con l'uso della violenza. L'indagine ha avuto l'avvio anche dalla denuncia collettiva degli inquilini di 3 stabili che sono stati sfrattati a causa di una strana operazione. Ti senti meglio? Sì. Senti, capiscimi. A me, Anna, come se fossi una mia gratoia. Ho passato 4 anni nel carcere di Nisida. Non fa a frate la sua colpa. Zio Salvatore si pigliava 10 anni se gli trovavano l'aria furtiva. A me, invece, che ero piccirella e femmina, mi toccava solo l'istituto minorile. Per questo i tuoi nonni hanno dato la colpa a me. Se mi vuoi bene, consolami. Senti, hai trovato coraggio. Oh, vero, l'hai trovato. In tutti questi anni, per un sorriso, per avere una faccia all'era, ti ho comprato tutto quello che volevi, Sion. Tutto quello che volevate. Anche quei soldi sporchi di tuo padre. Io qua ho vissuto l'inferno. Una verifica che cagnava sempre. Ma certe cose non si possono dire a una bambina. Senza vergogna. Lo fate scazzata pure con noi. Senti, quando ci viste padre e mamma, vecchi con l'artrite che vivevano sotto scala, anche dopo tutto quello che mi hanno fatto, mi fa una cosa al cuore. Che fai? Non te la passi la mano sulla coscienza? E allora ecco che è uscito l'appartamento del nonno e la nonna. Sempre che sorde sporche patate. E mi ammuccava bugie. Gigi, a dove vengono sti sordi? Vengono a qua, vengono là, i fuochi d'artificio. E io gli credevo. Preferivo credergli. Per necessità. Per convenienza. Tu sei peggio, papà. Almeno si rischia. Tu no. Tu l'hai fatto per comodità. Sì, è vero. Non giudicarmi. Ma che cosa sono cagnata? Ma ho chiuso questa storia.
Sono stata io a denunciarlo. No, sono stata io a denunciarlo, sì. Non ci può essere. Santi! Santi! Io ti odio! Hai capito? Ti odio! Santi! Santi! Oh! Santi! Santi! Primo Gaspare da Ionast, secondo Liberato Ortega e terzo Rico. Lali hanno protetto messaggio roparo di Ionast. Salve Regina, vieni in nostro soccorso. E pazzo, va su terra e lascia tutto. Vola, vola, guarda su! Vola, vola, vola! Vola! Io sapevo. Ah, così, Ray. Ma noi non ce l'avevamo con Tica. Hai rotto sulle matarazze. Ma che hai fatto, figlia bella? Che ti è successo? Evviva, evviva, evviva! Allora, e così non la fate respirare. Arturo. Amore mio, fatemi scendere. Vieni. Eh sì, figlia bella, il Padre Eterno ti ha fatto il miracolo. Oh. Per Anna era una giornata di maggio, cominciai col sole, perlette coi nuvole nere, povera capasciacqua, povera Anna, era una creatura semplice, teneva una bella bocca, la cava più bella ancora. Ma